siamo arrivati alla quarta edizione del Mantova Gloucester Show. E abbiamo cominciato nel 2015 quasi per scherzo, siamo arrivati al 2019 alla quarta edizione. Abbiamo il piacere di aver avuto 32 espositori provenienti sia dall'Italia che dall'estero, partecipazione di allevatori di Malta, di 4 allevatori francesi che sono qui con noi per la prima volta e abbiamo ingabbiato circa 600 Gloucester. Noi siamo l'unico club italiano che organizza una manifestazione in perfetto stile inglese, quindi con categorie inglesi, giudici inglesi o comunque del pannello IGBA, come i signori belgi e olandesi che sono stati qui con noi questi giorni. E questo insomma dà una certa internazionalità e un certo lustro alla nostra manifestazione. Questo canarino si chiama Gloucester perché nasce nella contea di Gloucestershire nel 1825, è stata la signora Rogerson che, amante delle miniature, delle piccole cose, decise di ridurre l'allora standard del canarino crest per allevare un canarino piccolo e meticciando appunto canarini crest con canarini border e canarini Arth, nel corso degli anni riuscì ad avere appunto queste miniature che oggi possiamo vedere che rappresentano una razza nuova e appunto la chiamò Gloucester perché nacque nella contea di Gloucestershire. È un canarino molto rustico, è un canarino che si alleva abbastanza facilmente, quindi non richiede di particolari attenzioni ed è molto indicato anche per la compagnia perché è un canto molto melodioso e grazioso e anche per chi si vuole avvicinare all'allevamento della razza, cioè, può essere una cosa molto interessante, cioè, anche i bambini sarebbero in grado, là dove volessero, accudire la loro coppiettina di Gloucester perché effettivamente non ha bisogno di grandi cure o di cose particolari. Semplicemente acqua fresca, un buon misto di mangime e una fettina di melo o di verdura ogni tanto. Interessante vedere come questo settore che è di nicchia possa attrarre veramente molte persone che arricchiscono il nostro territorio. Mi dicevano che i nostri agriturismi, i nostri locali di ricezione sono pieni grazie a questa manifestazione, quindi a un assessore come me fa solo che piacere perché è un arricchire il territorio. E credo proprio che si ripeterà questa manifestazione negli anni futuri. Ormai a San Benedetto quando si inizia qualcosa si tende sempre a spostarlo a una tradizione, quindi lo aspetteremo anche in futuro senz'altro. We travel around the world to these special shows. Obviously we'd like to visit more the higher quality shows and I think that this level here is probably one of the best, probably the best in Italy I think. The quality of the birds and the standard is really excellent and coming from an international background, a good international background, I can tell that the team and the spirit in a show like this is one not to miss. Il più importante è il corpo, spalle, diminuita, più piccole possibile, ma con qualità di piumaggio anche e bello colore. Il movimento dei canarini, piccolo becco, collo abbastanza pieno, un testa più rotondo o un ciuffo perfetto, rotondo comparato con un ombrello. Sono stato sorpreso per l'alto livello qui in questa mostra. Nome interessante del mondo del Gloucester, degli uccelli in generale. Ma sono veramente contento del livello alto.